Le zone più colpite sono state appunto il ponente di Chiavari e l'interno. In particolar modo abbiamo registrato con le nostre stazioni un'accumulata fino a 80 mm in mezz'ora a Campodonico. Sono dati veramente, veramente molto importanti, quasi alluvionali. Ecco, se avesse continuato la precipitazione per altri minuti, probabilmente sarebbero anche suonate le sirene che abbiamo su tutto il territorio del Tigullio. È stata intensa anche l'attività elettrica. Sì, esatto. Sono stati registrati fino a 11.000 fulmini tra il Tigullio e lo Spezzino. Questo ovviamente è una caratteristica tipica dei fenomeni estivi, e tra l'altro molti fulmini sono stati anche nube e terra, quindi anche potenzialmente pericolosi. Sul Tigullio invece abbiamo avuto parecchie raffiche di vento da nord-ovest nelle prime ore del mattino, tra le 6:30 alle 7, quando si è sviluppato quel temporale. Danni comunque non ne sono stati registrati, però insomma stamattina il vento era particolarmente forte, le raffiche avranno raggiunto anche i 30-40 nodi. Che cosa ci dobbiamo attendere per la giornata di domani? La situazione rimane instabile, la staccatura atlantica che ci è interessato oggi è piuttosto lenta, sta rallentando il suo percorso verso est, quindi domani gli effetti di questa staccatura potranno ancora essere visibili sul nostro territorio con dei possibili temporali. Diciamo che probabilmente interesseranno più il genovese, ma la nostra area del Tigullio potrebbe essere interessata tarda nella mattinata e in serata.